Carissimi amici, benvenuti ad un altro appuntamento con Spazio Vostro qui su Tele Venezia. Oggi parleremo della bellezza del nostro territorio e la cultura che lo circonda e lo faremo insieme ad Isabella Collalto De Croix. Buongiorno, principessa, poi tra l'altro, benvenuta, Buongiorno. E che è la presidente dell'associazione Ville Venete APS. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei di essere qui a Spazio Vostro, qui a Tele Venezia, per noi è un onore averla qui presente. E per iniziare la nostra intervista e farci conoscere, appunto, far conoscere le Ville Venete ai nostri amici da casa, ti propongo magari di darci del tu. Assolutamente, se a lei, più che volentieri. principessa, può andarle bene, Perfetto, così Federica. entriamo Ottimo. un po' in intimità, in sintonia, in sintonia. Perfetto. Allora, parliamo di uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano il nostro territorio, non solo dal punto di vista, come abbiamo detto, architettonico, ma anche dal punto di vista storico-culturale, ovvero le Ville Venete. Sono un patrimonio immenso. Immenso, straordinario, un patrimonio veramente unico che abbiamo noi in Veneto, dunque un patrimonio che è riproducibile, nel senso che si può fare una copia, come la Casa Bianca ad esempio, lo sapete, è una copia della Rotonda, oppure altre ville che sono state copiate in Inghilterra o altrove, però diciamo il nostro è un patrimonio veramente veneto e friulano, perché ce ne sono anche in Friuli, sì. Un patrimonio identitario perché è il risultato di un percorso storico e questa è una cosa alla quale teniamo particolarmente. Dobbiamo renderci conto che le Ville Venete rientrano nella storia di Venezia in un'epoca molto particolare e difatti abbiamo sviluppato un progetto che è veramente bellissimo, che è questa infografica, che sono una specie di una mano ad aprirla così sì, perché ne vale la pena, nel senso una che cronostoria, è una diciamo. cronostoria, esatto, ci sono dalla nascita naturalmente della Repubblica di Venezia, e sappiamo che c'è una data mitica, dunque 421, sì. Abbiamo questa data, dall'inizio ci sono tutti i percorsi storici che passano attraverso le varie epoche, le persone e le personalità che hanno caratterizzato quelle epoche e poi naturalmente la nascita delle Ville Venete, che è un momento particolarmente interessante in cui la Repubblica di Venezia, resasi conto che con la scoperta dell'America le rotte commerciali sono cambiate, certo. Allora ha deciso di rivolgersi verso la terraferma e dunque di costruire questi centri agricoli che sono le Ville Venete, che erano i centri agricoli delle proprietà terriere delle famiglie veneziane. Molto bene, molto bene. Infatti è una cosa che, devo dire la verità, ho scoperto attraverso proprio il vostro convegno che avete fatto, perché sembrava sempre che le Ville Venete fossero nate, diciamo così, come residenza, diciamo quasi di vacanziera, sì, solo di rappresentanza, no? dei nobili, dei patrizi veneziani, dei dogi, eccetera. Invece in realtà erano delle vere e proprie anche aziende. Assolutamente, erano proprio i centri agricoli. In realtà poi c'è stato uno sviluppo, perché comunque i veneziani erano pur sempre mercanti, erano pur sempre delle famiglie molto spesso dogali, dunque delle famiglie che avevano comunque un'importanza, un potere e che attraverso la villa, inizialmente centro agricolo delle proprietà terriere, attraverso la villa poi manifestavano la loro potenza, la loro naturalmente grandezza, magnificenza, eccetera. Per cui c'è stata una trasformazione anche delle Ville Venete da strutture più semplici a queste opere d'arte, questi beni straordinari che abbiamo con i loro cicli di affreschi, con i loro parchi, giardini, con veramente tutto un mondo e per di più un mondo trasversale perché tocca tutto. Assolutamente i vari campi delle attività umane come del sapere umano, per cui è particolarmente interessante questo concetto di trasversalità che del resto noi poi evidenziamo in modo particolare durante la giornata delle Ville Venete. Infatti mi hai anticipato, lo scorso 18 e 19 ottobre si è tenuta appunto la giornata delle Ville Venete, giunta alla quarta edizione ed è stato un successo strepitoso, un evento che ha portato insomma, moltissime persone a partecipare. Ricordiamo che è patrocinato dal Ministero della Cultura, dall'ENIT, dalla Regione Veneto, da Rai Veneto ed è in collaborazione con l'Istituto Regionale Ville Venete. Quindi è stato veramente un momento molto importante per voi, queste 2 giornate molto intense. Diciamo questa veramente nell'ambito delle attività che organizziamo
e spesso e volentieri, il più delle volte proprio con la collaborazione dell'IRV, al quale siamo veramente sempre molto grati perché ci consente di portare avanti delle attività, e avere un partner istituzionale della portata dell'IRV abbinato ad un'associazione che è estremamente operativa, l'Associazione per le Ville Venete, effettivamente il risultato è tangibile. Dunque, dicevamo, la giornata delle Ville Venete, questa è veramente la nostra manifestazione faro, ovvero sia lavoriamo tutto l'anno, è un evento che noi iniziamo a preparare. Quindi avete già iniziato? Già adesso, stiamo già pensando, l'abbiamo appena finita, la settimana scorsa, 2 settimane fa, insomma. Infatti, certo. E dunque siamo in fase di progettazione e stiamo nuovamente rielaborando i contenuti, ma insomma è un lavoro che ci occupa durante l'anno intero nelle sue varie fasi, a partire dalla programmazione e vari incontri poi che realizziamo proprio per formare anche i proprietari a quella che è la giornata delle Ville Venete, ovvero sia che cosa si può fare durante una giornata delle Ville Venete, come si devono porre innanzitutto i proprietari, perché sono le ville che propongono delle esperienze. Perché sembra strano poi che queste ville così, voglio dire, imponenti, sembrano quasi delle entità a sé, in realtà sono abitate, ci sono proprio delle persone che ci vivono dentro, che conducono una vita regolare, eccetera. Ovvio che sono in un contesto meraviglioso, però anche ti chiedo, ma anche per i vostri visitatori, il fatto di scoprire o di essere accolti dal proprietario della villa, com'è stata l'esperienza, ad esempio? L'esperienza per noi proprietari molto interessante, molto importante, e ci siamo resi conto, credo che sia proprio questo il filo conduttore che ci ha guidato nel corso di questi anni, la consapevolezza che il fatto che il proprietario si metta in fondo in prima linea, perché è il proprietario che apre le porte, è il proprietario che accoglie il visitatore, e questo è particolarmente importante perché spesso e volentieri ci sono queste entità, come tu dicevi, così bellissime, quasi irraggiungibili, no? E invece sono delle ville, spesso e volentieri, come dicevi, abitate dal proprietario, oppure gestite per attività di vario tipo. Consideriamo che di queste 4.300 ville circa, ce ne sono 85% di proprietà privata, il che significa che il numero è altissimo. Sì, ma significa che sulle spalle dei proprietari viene messo un peso straordinario, enorme, perché sono tra i lavori di manutenzione, tra una cosa e l'altra, sono delle spese assolutamente folli. E quello che è bello, ed è proprio quello che facciamo tramite la giornata delle Ville Venete, è poter comunicare che cosa c'è dietro al cancello, dietro alla siepe, ovvero sia delle persone che si occupano, i proprietari della Villa Veneta, delle persone che li aiutano, naturalmente anche questo è molto importante perché occorrono dei collaboratori, ma la cosa importante è che ci si renda conto di quella che è la realtà, cioè queste ville, ma come si vive in una villa veneta? E questo è uno dei nuovi argomenti che abbiamo ideato per quest'anno. Certo, infatti numerose sono state le esperienze che sono state proposte. In alcune realtà erano anche a numero chiuso perché ovviamente per gli spazi, eccetera, e poi quasi tutto era sempre sold out. Qual è stato il motivo, secondo lei, principessa, secondo te, scusami perché mi viene spontaneo, di questa grande partecipazione? Cioè, sono state 180 e più esperienze che avete creato. Questa partecipazione così importante, perché? Allora, io credo che sia dovuta al fatto che, come accennavo prima, le ville venete hanno questa natura estremamente trasversale e dunque abbiamo individuato quelli che noi chiamiamo clusters oppure tematiche, chiamiamole tematiche, e che vanno ad esempio dalla parte più architettonica, storica, quello che chiamiamo heritage, ovvero sia patrimonio, al lato famiglia, al lato well-being, dream, ovvero sia la possibilità di soggiornare in una villa veneta, food and wine, dunque sono degustazioni, sono tutta una serie di esperienze che in realtà fanno sì che ciascuno possa trovare quello che gli è più consono, che gli corrisponde di più. Ed è interessante anche il fatto che nel sito fosse ben identificata l'attività che uno poteva realizzare, ovvero sia c'erano nel sito c'era una divisione per province e poi una divisione per temi, e dunque uno poteva abbinare a Rovigo, in provincia di Rovigo, per quanto riguarda le degustazioni, che cosa c'è come esperienza, in provincia di Padova, per quanto riguarda il well-being, il benessere, dove lo trovo, quali sono le ville che propongono. E i bambini, le famiglie, anche questo è fantastico, perché un'esperienza del genere
riunisce la famiglia intera, cioè è trasversale anche a tutte le generazioni. Avete creato anche un gioco, se non sbaglio. Abbiamo creato un gioco, assolutamente. Siamo molto orgogliosi del nostro gioco. Scusa, si chiama A volta la carta ed è un mazzo di carte, ci sono una 80ina di ville, adesso vi faccio vedere. Naturalmente c'è... ti posso... Aspetta, beh, faccio vedere, guarda, faccio vedere. Dunque, abbiamo con queste... Sì, forse dovrei... Aspetta, ci arrivo. Non abbiamo Guarda, fretta. dunque, allora, vedete, sono 80 carte che rappresentano 80 ville. Queste ville, adesso ve le faccio vedere meglio. Il gioco consiste nel far vedere la fotografia della villa. Adesso non ho gli occhiali, io immagino che in tanti abbiate riconosciuto la villa, naturalmente qui si tratta della rotonda, allora Palladiana, dunque la domanda è: qual è la villa? La riconoscete? La seconda, qual è tipo la famiglia che ci abita? Chi è l'architetto? Insomma, una serie di domande e lo scopo naturalmente è quello di imparare. Uno vede le varie carte, anche questo è piuttosto conosciuto, nel Trevigiano, siamo al Castello di Roncade. E questo potrebbe essere interessante anche per le scuole, questo tipo certo, assolutamente, anche perché è un modo divertente di imparare e giocando uno con queste carte si rende conto. Adesso qui ne abbiamo 80 di ville, che sono quelle che hanno aderito all'iniziativa. Questo naturalmente è un bellissimo progetto che abbiamo fatto proprio anche per le scuole. Non è in vendita perché è un prodotto che è stato realizzato con dei fondi pubblici, per cui quelli dell'istituto regionale, per cui non è in vendita, però ci stiamo organizzando per vedere come divulgare questo gioco, che in realtà è molto simpatico anche a livello diciamo più ampio. Poi c'è un altro gioco però ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, perfetto. Scusami se ti interrompo perché sta incombendo la pubblicità, ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo su questo interessante aspetto anche ludico legato appunto alla scoperta delle ville venete. A più tardi. Benissimo, ecco, siamo di nuovo in studio, siamo qui a Spazio Vostro su Televenezia, siamo in compagnia della principessa Isabella Colalto De Croy, che fino ad adesso ci ha allietato raccontandoci, essendo presidente dell'Associazione Ville Venete APS, la bellezza del patrimonio che ci circonda qui in Veneto, ma anche Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo la bellezza di avere 4.300 ville sparse appunto in tutto il territorio, ed è un immenso patrimonio incredibile. Stavamo parlando delle due giornate importanti, quelle del 18-19 di ottobre, che hanno avuto un successo incredibile, 18.000 presenze, 180 attività, e poi ovviamente tra le iniziative avete proposto anche dei giochi, tra cui appunto le carte che hai presentato prima, e poi cos'altro? Quante altre cose avete ideato? Devo dire che la nostra fervida fantasia, ho delle collaboratrici straordinarie. Le salutiamo perché sono veramente lo meritano. Sono delle ragazze molto brave, preparate. Abbiamo la nostra ideatrice di tutti questi progetti, che è direttrice artistica e strategica, che è la dottoressa Pamela Bettiol. Abbiamo che salutiamo, Erika Spironello, anche lei ha un ruolo molto importante perché si occupa di social media, eccetera. Abbiamo la nostra segretaria Chiara Bazzo, e anche lei dotata di una straordinaria disponibilità, sempre sorridente, molto paziente, perché ogni tanto magari chiamano delle persone agitate, eccetera, insomma le calma subito. Poi abbiamo la nostra Martina Battan, che è la responsabile dei volontari, e qui, se posso, vorrei dire una parola, perché credo che sia molto importante. Stiamo innanzitutto creando un gruppo di giovani, che sono giovani volontari. Dunque, sapete, l'Associazione per le Ville Venete è diventata APS, dunque un'azienda di promozione sociale, proprio adesso, nel mese di marzo. E questa qualifica ci consente di avere la figura del volontario, e il volontario che noi stiamo creando, tirando su
diciamo proprio a partire dai giovani, sono dei ragazzi che si mettono a disposizione delle ville venete per partecipare proprio ad eventi anche come queste giornate delle ville venete, dando una mano, dando un supporto e diciamo coinvolgendo il visitatore e poi diciamo tenendo un pochino d'occhio l'andamento generale delle varie esperienze nelle varie ville. E questo ti faccio una domanda, se qualche, immagino siano ragazzi magari che provengono, che ne so, dall'università anche in questo caso, che magari, non lo so, fanno parte, penso io, dopo magari mi chiarirai meglio, facciamo magari parte di facoltà come, non so, conservazione dei beni culturali, eccetera. Come devono fare per candidarsi, per potersi avvicinare? Devono chiamare? Facilissimo. Basta che contattino l'associazione. Ok. Vuoi dare i riferimenti? Sì, allora c'è Martina Battan, che dunque è la nostra responsabile per i volontari, e preferisco darvi però l'indirizzo della segreteria, quello dei volontari credo sia volontari@villevenete.org, però avendo qualche dubbio preferisco darvi quello della segreteria, che è segreteria@villevenete.it. Benissimo. Dunque è bene, è facilissimo, veramente, basta contattare e anzi fa moltissimo piacere perché vediamo che questo entusiasmo è contagioso a livello di pubblico, è contagioso a livello di volontari, come è contagioso a livello di proprietari. Voi non ci crederete, ma tanti proprietari che non hanno mai aperto la loro villa, che magari ci vivono, trovano che è una questione di privacy, erano un po' scettici forse, magari? Sì, certo. Anzi dicevano, ma no, ma insomma a casa mia eccetera, visto naturalmente c'è una formazione dietro tutto questo e con l'esperienza hanno capito che in realtà si può dare moltissimo, si può dare molto per far valorizzare, proprio perché la propria villa venga valorizzata e dunque è una condivisione di questo nostro straordinario patrimonio, per cui non è solo quel patrimonio statico di cui abbiamo parlato prima o come tu dicevi le ville venete solo in Veneto, in Friuli eccetera, sono molto di più, sono un patrimonio condiviso. Molto bene. Avevamo parlato anche dei cluster, di questi gruppi, quindi abbiamo chiuso anche quella spiegazione, ma io adesso invece volevo ritornare un po' indietro, al giorno prima delle 2 giornate. Avete tenuto un convegno molto importante in Villa Zilieri Motterle, in provincia di Vicenza, dove avete trattato, a mio avviso, ma immagino anche vostro soprattutto, un tema molto interessante che per esempio a me ha colpito molto, che è quello dell'humus e dell'humanitas. Avete giocato diciamo su questi 2 termini, cioè della terra, humus, e dell'umanità e del rapporto che c'è appunto tra queste due realtà. Dunque, a parte l'evidente base etimologica, humus e humanitas, è un dato di fatto che questo concetto è particolarmente valido per le ville venete, nel senso che abbiamo parlato dell'origine delle ville venete a partire dalla terra, proprietà terriere, dunque un lavoro della terra, l'humus fertile che dà diciamo ricchezza o di che vivere alla villa e che però ha bisogno naturalmente delle persone, della collettività e dunque di chi lavora per la villa, di chi lavora la terra. E il fatto che ci sia questo stretto legame e che tra l'humus, la villa, l'humanitas, significa che nel momento in cui l'annata era buona, il raccolto privilegiava, portava beneficio a tutti, cioè non solo al proprietario delle ville ovviamente, ma anche a chi collaborava. E dunque c'è questo concetto in cui la collettività prende parte della vita della villa in modo estremamente attivo e collettività può essere intesa in senso largo. Infatti abbiamo anche girato un docufilm e questo docufilm proprio abbiamo voluto porre l'accento su quelle che sono le esperienze. Molto bello, che è stato poi presentato, se non erro, alla Mostra del Cinema. Esatto, l'82esima edizione del Festival Cinema di Venezia in sala della Regione Veneto. Certo, ed è la seconda volta, devo dire, che siamo ospiti della Regione per presentare un nostro docufilm. Insieme all'assessore Corazzari, se non sbaglio. Assolutamente, sempre al nostro fianco. Cristiano, salutiamo. Sì. Devo dire sì, che fa piacere vedere che quello che nasce come un progetto veramente molto semplice, diciamo la nostra caratteristica è l'operosità assieme all'autenticità, dunque non inventiamo niente.
siamo creativi, ma non nel materiale che produciamo, nel senso quello che sono state le interviste fatte dai proprietari, fatte alle persone che lavoravano o che lavorano tuttora per una villa veneta, sono elementi estremamente umani e esce veramente quello che è il lato più reale, più vero di tutti noi. E da lì l'humanitas, veramente sono dei concetti che per noi sono fondamentali, perché è su questa base che si può andare avanti e proporre e valorizzare le ville venete. Poi siete stati molto accorti anche su un altro aspetto, un altro punto interessante che avete messo in evidenza, ovvero che attraverso queste giornate, che era innanzitutto far comprendere appunto la dinamicità della villa eccetera, ma poi avete anche cercato con le persone di far capire il valore, il significato della civiltà di villa, cioè che cosa si intende per civiltà di villa. È molto interessante questo nuovo tematismo che abbiamo diciamo, portato alla ribalta per quest'ultima edizione. È interessante perché è bello capire anche come vivevano le persone in una villa veneta. E allora ci sono state delle esperienze, devo dire, molto interessanti in cui, a partire dalle rievocazioni storiche, per cui dei personaggi vestiti con i costumi dell'epoca, ad esempio a come si apparecchiava la tavola rinascimentale, una merenda rinascimentale, la cucina, insomma tutti questi elementi che ci hanno riportato indietro nel tempo, in una realtà che non è più quella nostra, ma che è molto interessante conoscere, perché naturalmente il nostro passato poi è quello che fa il presente e il futuro. E queste esperienze hanno avuto veramente molto successo, proprio perché hanno rievocato altri tempi e ci hanno riportato veramente come fossimo stati protagonisti all'epoca di situazioni vissute ed è proprio questo quello che vogliamo, che i nostri visitatori escano da queste esperienze arricchiti, ovvero sia che abbiano vissuto qualcosa di nuovo, qualcosa che ha fatto scoprire un lato diverso di quelle che sono le ville venete. E per cui noi ci teniamo in modo particolare al fatto che questi visitatori, che noi chiamiamo partecipanti, perché si tratta di partecipare ad un'esperienza, non è più l'atteggiamento passivo in cui il visitatore arriva, ascolta l'audioguida, ascolta una guida, interessantissimo tutto, eccetera, è qualcosa di più. È qualcosa di più perché la vive l'esperienza. Sì, che perché sono state fatte, ripetiamo, tantissime attività, come ad esempio anche yoga, per dire, adesso viene in mente questa, per dire, ma poi degustazioni, ma poi anche giochi per bambini, di tutto, certo, giochi per bambini, ad esempio la transumanza. Ma è abbastanza straordinario pensare alla transumanza, oppure, non so, altre attività tipo far colazione sotto gli affreschi del Veronese. Caspita. Sono veramente, allora anche per quello, quando parliamo di numeri, come facevi giustamente te un po' la differenza, cioè ci sono numeri e numeri, nel senso che le attività erano in stragrande maggioranza sold out, tutte naturalmente su prenotazione e a pagamento, perché lasciate che vi dica questa cosa, nel momento in cui diciamo una villa mette a disposizione delle persone che realizzano la degustazione, piuttosto che fanno il laboratorio di affresco per i bambini, piuttosto che portano il visitatore partecipante in una passeggiata con un esperto botanico a vedere le varietà, la flora, eccetera, insomma tutte queste sono attività che meritano di essere valorizzate, e il prezzo è ciò che dobbiamo giustamente riconoscere a chi realizza questa attività. È un dato di fatto che il proprietario non si fa pagare, questo è ovvio, però almeno quando accoglie il visitatore, e devo dire è interessante, senz'altro arricchisce il partecipante, arricchisce anche il proprietario di contenuti emotivi e di soddisfazione. E di emozioni anche. E averli condivise. Esatto, come i volontari, come
naturalmente tutti coloro che hanno partecipato. Esatto, siamo in chiusura, carissima principessa, mi dispiace perché hai continuato a parlare. Avremo tante altre cose da dire volendo, certo. L'anno prossimo replicherete, ovviamente arriverete alla quinta edizione, ci state già, ci stiamo già lavorando, ci stiamo già pensando, esatto, quindi siete pronte per ripartire. Quindi noi ringraziamo la principessa Isabella Collalto de Croix che ci ha fatto entrare in questo mondo magico della Villa Veneta, ma che però avete capito che è comunque molto raggiungibile, e che attraverso queste giornate, che si replicheranno probabilmente forse nello stesso periodo, sì, lo stesso fine settimana, è sempre il terzo fine settimana, quindi avete un anno di tempo per già pensarci, perché effettivamente è un'esperienza sia culturale, spirituale, anche umana, è a 360 gradi trasversale, quindi è adatta a tutti ed è per tutti, e la villa, ricordiamo che è stata ed è uno degli emblemi poi anche della nostra Serenissima, quindi anche della nostra storia, eccetera. Certo, della nostra identità, delle nostre radici del nostro veneta, territorio. Io la ringrazio, ringrazio nuovamente, è stato un piacere averti qui con noi, e noi ci rivediamo la settimana prossima con un'altra puntata di Spazio Vostro. Grazie.